Un lunedì di cuochi, anzi di cooking show. Siamo dove? Siamo a Gourmandia 2018 e siamo nel salotto buono, nel salotto di Magnar Ben, dove si è appena concluso un cooking show, ma venite qui da noi perché questi cooking show continueranno per tutto il pomeriggio. Siamo con Maurizio. Maurizio, raccontaci un po' come sono andate queste giornate e anche ovviamente come sarà il pomeriggio. Beh, io credo la nostra intenzione in collaborazione con Davide Paolini era quella di voler fare un salotto dell'Alpe Adria, un salotto del gusto dell'Alpe Adria, quindi il best gourmet dell'Alpe Adria. Credo che ci stiamo riuscendo perché stiamo ogni giorno riflettendo, assaggiando, conoscendo, sorridendo, gustando e chi più ne ha chi ne merita, una serie di prodotti, di produttori, di vini, di chef, di cuochi, di ricette, insomma talmente tante cose che faccio anch'io fatica a dire. Poi tu sai, voi sapete quanto io sono innamorato di questa macroregione dell'Alpe Adria e quanto la amo e quanto cerco di portarla con me. Oggi guarda abbiamo a Udine Stefano Basello, chef executive di Moret, il ristorante Fogolar, uno dei ristoranti più storici della friulanità, quindi insomma. Però devo dire anche una persona molto molto curiosa e interessante nei suoi piatti. Poi di qua alla mia destra abbiamo Tadej Gasparin, che è figlio di Boris Gasparin, che è là che sta scrivendo dei messaggi all'amorosa, non so cosa, ma è impegnato. E loro sono il ristorante Piccol di Nova Gorica, quindi siamo appena di là dei confini dell'Italia in Slovenia. Ma l'Alpe Adria non ha confini. Tu non ci sono i confini, l'Alpe Adria è una grande macro regione. Non ha confini, anzi devo cercare di convincere qualche politico a fare un trade union oltre a un fatto solamente storico e culturale. E quindi Tadej Gasparin oggi ci ha portato il piatto che ha vinto l'edizione 2018 della nostra guida Best Gourmet. Il carpaccio, dillo tu. Il carpaccio storico di Piccol, no? Che l'ha scoperto mio padre nell'83, quest'anno con questo premio della guida del Best Gourmet ci ha fatto grande onore, grande pubblicità, è uno dei piatti storici del nostro ristorante. Quasi ognuno che viene da noi non può perderlo il carpaccio. Sì. Allora invitiamo Esatto, il nostro amico di Venezia esatto. Channel. Sì, esatto. esatto. Invitiamo anche te, così potrai raccontare anche tu. In diretta. No, ma tu sei qua alle 4:30, quindi vedrai il piatto, sarai una cosa veramente unica. A me non piace la parola eccellenze, perché la usano un po' troppo, eccetera, eccetera, e per tutti i prodotti che non sono eccellenze. Io trovo che queste due sono due eccellenze, ce ne abbiamo tante, è vero, ma oggi è stato un bel incontro, lo sarà ancora e andremo a assaggiare queste cose meravigliose. Siamo a Santa Lucia di Piave, giusto? Siamo negli spazi delle ex Filande, venite qui, sono aperti fino alla serata, penso alle 18, Fino alle 18, fino alle 18, quindi potete venire qui, prendere la macchina, parcheggiare, ci sono ottimi parcheggi, non piove e venite ad assaggiare dei piatti eccezionali. Adesso guarda, veniamo, non prendete paura, ma noi veniamo tutti in favore di camera. Noi ci avviciniamo e vi aspettiamo. Venite? Fino alle 18. Ehi. 18.